Questo è il gioco delle biglie o delle palline. Si gioca in 2 o più persone. Lo scopo è quello di vincere le palline degli avversari. Si gioca con una buchetta che fa da punto di riferimento. Chi entra nella buchetta comanda il gioco. Lanciato. Il dottore si ammalò, ambarabaci cicoco. Ecco, ok. Ecco. Ciascuno tira una pallina e chi si avvicina di più alla buchetta ha diritto a provare a entrare. Quando uno è nella buca ha diritto a colpire le biglie degli avversari. Esatto, così. Quindi se le biglie sono lontane lui può chiedere a uno di avvicinarsi. Avvicinati una volta, avvicinati 2 volte, però la terza volta deve comunque provare a entrare in buca. Se col terzo tiro non entra in buca, perde la biglia. C'è sempre un po' di rischio ad avvicinarsi troppo o anche stare troppo lontano. Se il capo, quello che è in buca, sbaglia di colpire l'avversario, perde il diritto e la biglia più vicina ha diritto a provare a entrare in buca e quindi assume il comando del gioco. Soluzioni più evolute prevedevano anche la possibilità di cambiare, perché c'erano biglie di dimensioni diverse, per cui chi tirava la biglia poteva cambiare con una biglia più grossa e chi si difendeva poteva cambiare con una biglia più piccola. Era una regola che si stabiliva prima di cominciare a giocare. Si può cambiare o non si può cambiare. E questo si faceva spesso a scuola. Abbiamo rovinato la pista di atletica a forza di fare buchette. Serviva più a giocare a palline che a fare atletica, perché era di terra battuta, per cui era l'ideale.